TGR del Veneto a tutti, buonasera. In apertura il terremoto e gli interventi di messa in sicurezza del territorio. Il presidente della regione Luca Zaia ha incontrato a Rovigo i 26 sindaci dei comuni più colpiti dal sisma, ha promesso pressioni sul governo per ottenere ingenti fondi economici. Le priorità, ha detto, sono gli interventi su capannoni, scuole ed edifici di culto. Il servizio. Abbiamo 37 edifici di culto colpiti, 74 abitazioni, 20 edifici pubblici, 24 strutture produttive e poi ovviamente 93 sfollati, poi ci sono scuole e altre cose. Fa la conta dei danni il presidente della regione Luca Zaia subito dopo l'incontro in prefettura a Rovigo con i sindaci dei 26 comuni veneti colpiti dal terremoto. Preoccupa lo stato di chiese, edifici pubblici e soprattutto, visto quello che è successo in Emilia, dei capannoni. Il territorio nostro inizialmente era conforme con l'edilizia che era stata, con quella tipologia di edilizia, oggi purtroppo con i sismi non è più così. La grande preoccupazione sono i capannoni, noi ci siamo fidati del fatto che quelli erano a norma, oggi abbiamo capito che le capriate appoggiate sopra le colonne non sono a norma. Lo abbiamo capito perché la vera prova statica ce l'ha fatta vedere il terremoto, abbiamo visto che devastazione. La messa in sicurezza ha bisogno di tante risorse, sono le risorse che chiediamo al governo. Intanto, dopo le polemiche, c'è l'impegno ad inserire nella lista preparata dal governo tutti i 26 comuni e non solo 7 come fatto nella prima bozza di decreto. Ci sono evidentemente delle piccole discrasie dovute anche a lavorare molto velocemente, ma nel giro di poco le situazioni si raccorderanno.